Gestire l'acqua grazie alla cultura tradizionale e allo studio storico e scientifico del territorio per contrastare il dissesto idrogeologico. Sono gli elementi alla base del progetto Acque dell'Eremo di Sant'Antonio Agnasca, località sopra Paraggi. Qui, grazie ai fondi del PNRR e di altri enti, per un totale di 232.000 euro, si sta portando avanti da settembre 2023 la ricostruzione di un sistema di muretti a secco e terrazzamenti, per controllare il flusso delle risorse idriche e ridistribuirlo in maniera regolare nel terreno. Un progetto che riporta alla luce l'antica vocazione per la gestione dell'acqua. Già nel 1190, nell'area intorno a Paraggi, era attivo un sistema di mulini, che nel corso della storia arrivò a contarne 35. In effetti, dato che l'eremo di Sant'Antonio è un mulino, ci siamo resi conto che c'era uno studio, una cura dell'elemento acqua estremamente raffinata. Diciamo il concetto un po' cuore di tutto il progetto è quello di preservare queste pendenze. In questo modo impediamo che il territorio un tempo terrazzato vada a finire in frana. Oltre all'acqua c'è la pietra, utilizzata per i muretti a secco, che permettono di creare superfici coltivabili e una distribuzione idrica omogenea nel terreno, riversando l'eccedenza tramite dei canali in cisterne da cui attingere nei periodi di siccità. Benefici di un'opera semplice solo all'apparenza, che cela un'elaborata disposizione delle pietre. I muri a secco, non avendo nessun tipo di legante, obbligano l'acqua a scorrere fra il paramento e la massicciata in maniera tale da 1. Rallentarne la velocità, 2. Diminuire lo slavamento della superficie del terreno. Il cemento ha esattamente l'effetto contrario dei muri a secco, cioè non rallenta l'acqua, non permette al territorio intorno di assorbire l'acqua necessaria per la sua vita, per la sua coltivazione, per il suo manto vegetale. Uno degli obiettivi è promuovere e replicare il progetto in altre zone. In questo senso la possibilità di accedere ai finanziamenti è fondamentale. L'ampiezza di questi manufatti e le modalità manuali degli interventi comportano infatti costi alti per il necessario ripristino e la manutenzione. Da qui la riflessione degli artigiani sull'adeguatezza economica dei bandi regionali rispetto agli oneri della loro professione. Valutare in maniera generale un metro quadrato a 107 euro, a mio avviso, è svilire il mercato da una parte e principalmente la stessa attività degli artigiani.